E siccome io sono libero e sono una persona indipendente, che ho molto poco da guadagnare e ancora meno da perdere, le cose che dico, le cose che penso, le ho scritte. Ci siamo. E siccome tu mi conosci, che sai benissimo, sono stato sempre così da piccolo, avrò un carattere pessimo, terribile, ma non è che lo posso cambiare adesso che mi accingo a compiere 50 anni. Io fino a quando avrò la fortuna di campare continuerò ad essere esattamente come ero quando tu mi hai conosciuto a 14 anni, quando abbiamo fatto la marcia a piedi da Castelbuono a Cefalù, 23 km, per protestare per il diritto allo studio, perché non ci potevamo permettere, molti dei nostri genitori non si potevano permettere di pagare gli autobus agli studenti che dovevano andare a frequentare la scuola in un paese vicino. Noi abbiamo fatto una marcia a piedi, abbiamo occupato tutte le aule consiliari dei consigli comunali, minacciando di occupare il Duomo di Cefalù e la Curia, e quando abbiamo minacciato di occupare il Duomo, la regione siciliana ha fatto una legge che ha fatto il trasporto regionale gratuito per gli studenti pendolari, di cui hanno goduto e godono ancora gli studenti della Sicilia, legge che è stata estesa in tutta Italia e di cui godono anche gli studenti adesso della vostra regione, grazie a quella protesta con la quale abbiamo fatto fare gli istituti scolastici nuovi e affermare tante cose nel campo del diritto allo studio. Quindi si ricorda le palestre, l'attività sportiva, cioè tutta una serie di cose che hanno fatto parte di una protesta, di un'azione civile che all'epoca abbiamo fatto quando riuscivamo a organizzare dei cortei con migliaia di studenti. Ti ricordi che eravamo più di 1500 circa quando si organizzavano queste manifestazioni? Per averli adesso devi fare il provvido. Io all'epoca avevo 14 anni, insomma. Qui c'è un testimone vivente, all'epoca avevo 14 anni, oggi ne ho 49, vi assicuro non è cambiato nulla, tranne qualche capello bianco e di meno di quelli che c'erano prima. Per il resto l'entusiasmo, il coraggio è esattamente lo stesso. E come dice Travaglio nell'introduzione, una memoria per cui altro che il computer, no? Lo dice, possono distruggerli tutti gli archivi. Lui ricostruisce una storia di... Sì, perché sono venuti a fare il sequestro, no? Hanno sequestrato tutto. Alla fine dice è rimasto qualche altra cosa, dice, sa, la verità dice che noi avevamo cercato tutte le parti, insomma, la casa, l'ufficio, andati in polizia da mia sorella, i suoceri, insomma, i cognati, cioè non c'era più niente da perquisire, insomma, ex parenti, insomma, tutto l'avevano perquisito. Sì, qua, questo, non lo so, ma come fate a portarvelo? Gli ho detto, questo è impossibile, no, vabbè, noi non possiamo staccarlo, perché il vero problema era questo, non era quello che c'era dentro il computer, perché il computer è un imbecille ad alta velocità e loro quello lo potevano sequestrare, ma questo no. E siccome questo è rimasto dopo il sequestro, e questa è la cosa che purtroppo penso che gli darà qualche problemino. Per cui l'archivio segreto è rimasto, mi sembra di capire, no? Se lo sono copiati, no, l'archivio è rimasto. L'archivio è rimasto, sì, l'archivio segreto e funziona, guarda, almeno dal punto di Dio vista... ti conservi. Speriamo, poi lo giudicherete voi perché leggerete il libro, quindi vedrete se fila il ragionamento. Tra l'altro sono citati tutti gli atti. È chiaro che adesso si aprirà un dibattito, insomma, adesso vedremo appena esce questa cosa quale sarà la reazione. Io posso prevederlo quale sarà la reazione. Denuncia, sarai subito su qualche milione di euro di danni. Vedremo un attimo. Due curiosità, un suo conterraneo meglio, ha detto un paio di anni fa in una canzone, Battiato, che non c'è rivoluzione sociale se non c'è prima una evoluzione di pensiero. Mi domando chi potrebbe essere questo illuminato che ci dà questa svolta, se magari attualmente esiste, e chi magari per lei può essere così visto come, no? Come guru, come mente pensante che dà una svolta al paese, alla gente, al movimento, eccetera. E poi un'altra cosa, e se nel libro c'è magari qualche altro nome altisonante, tipo, non so, Casini, Caltagirone, sì, come no, e vari Bondi, Calderoli, Brunette, cioè c'è tutto. Brunette era troppo piccolo. Sì, e poi se lei si sente responsabile, abbiamo dovuto abbassare l'altezza se, rispetto a quella prevista per l'esercito per farlo entrare, ma c'è entrato pure lui.
se mi consenta, direi, la battuta, se lei si sente responsabile in parte, visto la sua conoscenza, diciamo, telematica. È la caduta del governo Prodi? No, con Berlusconi, per quanto riguarda Veronica. Allora, Cioè, lei non l'ha avvisato. Le svolte, non l'ha avvisata. come noterà, non mi piacciono nemmeno i pantaloni, quindi io insomma, sul concetto di svolta ci credo poco. Altrettanto e ancora meno credo agli uomini mandati alla provvidenza, come fu definito da un pontefice Benito Mussolini, quindi io ritengo che l'Italia non abbia bisogno di uomini mandati alla provvidenza. L'Italia ha bisogno di una crescita della coscienza civile e della consapevolezza collettiva, che si esprime e si articoli attraverso i criteri della rappresentatività, che non può mai essere delegato o attribuito a un solo uomo, perché una società che si identifica in un solo uomo è pericolosamente vocata a una deriva totalitaria. Questo perché sia chiaro, solo la sinergia, solo il contributo di più intelligenza, di più professionalità, di più culture crea quel pool che può governare una nazione. Quindi io assolutamente non ci credo, intanto perché pur essendo io per esempio a capo di una struttura di intelligence, io mi avvalgo di tanti collaboratori quali hanno pari dignità e tutti contribuiscono a fare il mio lavoro, di cui io poi finisco con l'essere un nuncius, ma io le posso dire che nella mia struttura, ad esempio, tutti i miei collaboratori presi singolarmente sono tutti più bravi di me nel fare il lavoro che io non saprei fare. Io ho solo la capacità di mettere insieme il lavoro eccezionale che gli altri fanno. Ecco, un leader, un capo di governo è quello che raccoglie queste professionalità e se ne fa portatore rispettando la volontà del popolo. Quindi il problema è rispettare la volontà del popolo e acquisire, come diceva la signora, un sistema per poter verificare poi la volontà del popolo sulle singole cose. E siccome non possiamo fare elezioni ogni giorno, l'idea della rete, del referendum in rete, che Grillo proporrà a breve, è uno dei sistemi che mi sembrano ad oggi il più intelligente e il più valido. L'ultima parte della domanda si riferiva Era la battuta. alla Veronica. Alla Veronica, sì. La signora Veronica ha fatto le sue scelte. Io ritengo che sia oggi una delle testimoni viventi, a parte Spatuzza, che può riferire meglio su Silvio Berlusconi. La signora Veronica ha detto una cosa che secondo me, oltre ad essere vera, è anche saggia. È malata. Io ritengo che la signora avesse profondamente ragione, perché vi dico sinceramente che di fronte a certe reazioni, a certe uscite, non solo per la parte che ha detto di me, perché la parte che ha detto di me, poveretto, secondo me sono i suoi collaboratori infedeli che l'hanno indottrinato, perché non era tanto lui, sono quelli che gli stanno intorno che erano molto preoccupati per il loro destino più che per Berlusconi, che gli hanno fatto dire quello che ha detto. Infatti se ne è pentito malamente, se ci fate caso, dopo che mi hanno chiamato a Matrix perché pensavano là di farmi la festa, poi finito al contrario la festa gliel'ho fatta io sono ancora qua e è saltato il conduttore di Matrix, 20 anni, è stata l'ultima trasmissione che ha fatto 20 anni. È troppo tardi per raccontarvi alcuni preamboli di questa trasmissione, vi faccio riflettere solo su una cosa: quando hanno riaperto Matrix con il nuovo conduttore, questo tutto un po' più atletico di 20 anni, non so se vi ricordate a chi hanno invitato. Non mi ricordo. No. Il generale Mori. La stella è la puntata successiva. Il generale Mori. Già mi sta a significare, insomma, questi sono livelli e segnali subliminali, diciamo, del... Gioacchino, proprio alla luce di